Indagini lampo dei carabinieri, fermati i presunti autori del tentato omicidio di un giovane albanese avvenuto a Jesolo, in carcere 2 connazionali della vittima. Autonomia, il vice premier Di Maio dichiara che va data il prima possibile, immediata la risposta del governatore Zaia ad Antena 3, musica per le nostre orecchie, avanti tutta. Il decreto sicurezza è una legge dello Stato, i sindaci devono rispettarla, non ammette repliche la presidente di ANCI Veneto Pavanello sulla condotta di alcuni primi cittadini. Il vice premier Di Maio oggi ad Alleghe ha smentito che il reddito di cittadinanza andrà anche agli immigrati, è per gli italiani, la bozza cambierà. Sgomento e commozione a San Donà di Piave per la scomparsa dell'ex assessore della giunta Zaccariotto, Milena Silvestri, aveva 47 anni e 4 figli. A Tessera fa discutere il progetto di abbattimento di un'area verde nella zona aeroportuale, con il comitato di cittadini si è schierato anche il gruppo Verdi in Veneto. Palazzo fatiscente, crepe lungo la pavimentazione a pochi passi da Torre Belfredo, la segnalazione di un residente, intervenite e controllate la zona. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale di Venezia. Fermati i presunti autori del tentato omicidio di un giovane albanese a Jesolo. Indagini lampo dei carabinieri hanno portato in carcere 2 connazionali della vittima, ancora in gravi condizioni, ricoverata all'ospedale di San Donà. Sono 2 albanesi di 32 e 46 anni ad essere ritenuti gli autori del tentato omicidio del connazionale di 25 anni ferito con 2 colpi d'arma da fuoco 2 notti fa in comune di Jesolo. Nella tarda serata di mercoledì i carabinieri hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto i 2 uomini, entrambi pregiudicati, portati nel carcere di Venezia in attesa dell'udienza di convalida del provvedimento giudiziario. Sulla coppia aggraverebbero pesanti indizi di colpevolezza per un reato ancora senza movente. I 2 avrebbero sparato al connazionale colpendolo gravemente all'addome e alla gamba destra e poi l'avrebbero lasciato quasi agonizzante lungo la strada arginale che da Eraclea porta a Jesolo. La chiamata ai carabinieri è arrivata intorno alle 2:30 della scorsa notte. La voce era quella di una donna allarmata perché qualcuno suonava con insistenza all'abitazione dei suoi genitori in via Massaua, a Jesolo. Si trattava del giovane ferito che, sanguinando copiosamente, si era attaccato al primo campanello per chiedere aiuto. Allertati dai militari sul posto si sono precipitati gli operatori del 118 che hanno trasportato il 25enne all'ospedale di San Donà, dove è stato sottoposto d'urgenza a un intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravi, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri della compagnia di San Donà, titolari dell'indagine, attendono che il giovane sia in condizioni di chiarire le ragioni della sparatoria sotto i cui colpi ha rischiato di perdere la vita. Di nuovo nel Bellunese, come promesso, oggi il vice premier Luigi Di Maio, prima ad Alleghe e poi a Roccapietore, per portare nuovamente il suo contributo alla montagna ferita dall'alluvione di ottobre-novembre. L'autonomia al Veneto va data, deve essere data il prima possibile, replica subito il governatore Zaia ad Antena 3, musica per le nostre orecchie. L'autonomia al Veneto sarà data e stiamo lavorando al massimo della nostra forza e della nostra volontà per ottenere questo risultato il prima possibile. Il cronoprogramma che ci siamo dati nell'ultimo Consiglio dei Ministri prevede il mese di febbraio come il mese in cui il documento sarà pronto. Non ha esitazioni, non vuol sentir tirare in ballo questo o quel ministro grillino. Ad Alleghe, di nuovo in visita alla montagna ferita, il vice premier Luigi Di Maio è perentorio sulla questione dell'autonomia e chiude ogni discorso su eventuali ritrosie del Movimento 5 Stelle alla concessione alla Regione Veneto di nuove competenze e nuove risorse. Non c'è nessuna volontà di disattendere il referendum, l'autonomia a questa regione, come alla regione Lombardia, come a tutte le altre regioni che lo chiederanno, si deve dare in un'ottica di un'Italia che resta sempre un'Italia solidale, perché io non credo che i veneti vogliano togliere ad altre regioni, vogliano soltanto l'autonomia che hanno chiesto con un referendum e gli sarà data perché gli deve essere data. Parole accolte con soddisfazione e subito commentate dal presidente del Veneto Luca Zaia. Per me è musica per le nostre orecchie dei veneti, anche perché parla
la voce ufficiale dei 5 Stelle pone fine alle polemiche e soprattutto zittisce quei pochi che tifano perché il Veneto non abbia l'autonomia. Il dibattito ci sta, aggiunge Zaia, ma le dichiarazioni di Di Maio costituiscono una pietra tombale su tutti coloro, dice, che coltivano aspettative di bloccare questo processo. È un atto di coerenza e va riconosciuto. Di Maio è venuto un mese e mezzo fa o giù di lì qui da noi a dire che avrebbe portato avanti la partita dell'autonomia, quindi avrebbe confermato quello che c'è scritto nel contratto di governo, lo conferma oggi, quindi tutto quello che noi abbiamo come aspettative si dovrà realizzare. E alla luce anche del fatto che poi dall'altro c'è Matteo Salvini come vice premier, che ha sempre sostenuto in maniera assolutamente iperconvinta questa partita, quindi io spero che con la fine di questo inverno si chiuda anche la partita dell'autonomia. Poi c'è la polemica sul decreto sicurezza. Il decreto è una legge dello Stato, i sindaci devono rispettarla, così Maria Rosa Pavanello, che non ammette repliche, è presidente dell'Anci Veneto, sul decreto sicurezza e la condotta di alcuni primi cittadini, in testa sapete Luca Orlando di Palermo, ribadisce che un sindaco è tenuto ad applicare e a far rispettare la legge anche quando non la condivide, dice la Pavanello. Il confronto e non la disobbedienza, spiega la Presidente Anci, è alla base della dialettica democratica. Per questo, continua, condivido le parole del Presidente De Caro, che ha invitato alla costituzione di un tavolo per cercare con il dialogo di trovare delle eventuali soluzioni condivise e correttivi al decreto, ma di fatto è come si smarcasse dal presidente nazionale dell'Anci. Torniamo al vice premier Di Maio, oggi ad Alleghe, che ha smentito che il reddito di cittadinanza andrà agli immigrati e poi nel tardo pomeriggio ha chiarito la bozza va cambiata. La smentisco perché la legge, come abbiamo sempre detto, è una legge che riguarda il reddito di cittadinanza per coloro che sono cittadini italiani. Così, stamane, durante la sua visita ad Alleghe, il vice premier Luigi Di Maio ha risposto alla domanda sul reddito di cittadinanza agli immigrati residenti in Italia da almeno 5 anni, titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, mettendo a tacere le polemiche scatenatesi negli ultimi giorni sulla questione. Di Maio ha poi specificato: Io come ministro del lavoro e dello sviluppo economico devo occuparmi ogni giorno di creare più occasioni di lavoro, ma soprattutto di formare le persone per le occasioni di lavoro che stiamo creando, perché quando noi pensioniamo con quota 100 centinaia di migliaia di italiani e allo stesso tempo con gli investimenti nel dissesto idrogeologico, con gli investimenti nelle infrastrutture, creiamo nuovi posti di lavoro, ci dobbiamo anche chiedere se le persone non sono formate per quei posti di lavoro, è colpa loro? No. Dobbiamo formarle per inserirle. Questo sistema si chiama reddito di cittadinanza, lo conoscerete ed è uno strumento che non è per nulla assistenzialista, anzi mette mano ad una serie di strumenti assistenzialistici che ci sono stati in questi anni e che hanno dato soldi senza chiedere nulla in cambio. Ma se il reddito di cittadinanza fosse destinato anche agli stranieri, i cittadini come la prenderebbero? Quelli regolari sì, quelli sì, se hanno un lavoro, se hanno una casa, ben vengano. No, perché io ho sempre pagato i miei contributi per avere la mia pensione per tanti anni e adesso sarebbe giusto che se la pagassero anche loro, per quanto siano irregolari, ma ho qualche dubbio. No. Perché? Perché ci pensiamo a noi altri. Ai nostri italiani. Ci sono casi veramente che bisognerebbe aiutare, non loro. Stiano a casa loro, si lamentano, vogliono casa, lavoro, donne, vogliamo dare anche quello. E se sono regolari sì, non c'è problema. Se pagano tasse, rispettano le nostre leggi, non c'è problema. E lei cosa ne pensa? Sono d'accordo, non vedo perché non dovremmo darlo anche a loro, alla fine sono cittadini come noi, quindi non vedo perché questa misura non debba essere estesa anche a loro. No, proprio per niente. Perché? Perché insomma, prima che trovino un lavoro, poi in 5 anni non essere riusciti a trovare un lavoro mi sembra una cosa impossibile, per cui proprio farli vivere le spese nostre non mi sembra il caso. Sì. Perché? Perché se lo meritano, sono cittadini italiani, per cui
va bene che vivano loro decorosamente. Beh, quelli regolari sì, quelli sì, siamo un lavoro, siamo una casa, ben vengano. No, assolutamente no, ma neanche gli italiani però, perché meglio che vadano a lavorare. Su questo non sono d'accordo. Le altre cose sì, che hanno fatto questo governo, che sta facendo questo governo qua. Speriamo che continui. E a San Donà di Piave sgomento per la morte dell'ex assessore Silvestri. L'ex assessore di San Donà di Piave, Milena Silvestri, si è arresa a un cancro contro cui ha lottato strenuamente, ma che alla fine l'ha sopraffatta. Aveva 47 anni, una laurea in architettura, un impiego nel settore lavori pubblici del Comune di Venezia e una grande famiglia. Sposata con Nicolais Marchesan, Milena Silvestri era mamma di 4 bambini, la più grande di appena 9 anni. Molto conosciuta a San Donà di Piave per il suo impegno nella politica veneziana, Milena Silvestri aveva aderito alla Lega e sotto il simbolo del Carroccio era diventata consigliere comunale durante il primo mandato della sindaca Francesca Zaccariotto, che alla sua seconda esperienza amministrativa la chiamò in giunta a ricoprire il ruolo di assessore all'ambiente. Commozione e cordoglio oggi alla notizia della sua morte sono stati espressi dal vicegovernatore del Veneto Gianluca Forcolin e dall'assessore ai lavori pubblici di Venezia Zaccariotto, dai colleghi e dagli amici oggi stretti nell'abbraccio alla famiglia a cui Milena Silvestri si era voluta dedicare totalmente, decidendo di abbandonare la politica. I suoi funerali saranno celebrati domani alle 15 nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore a San Donà di Piave. Da quando è nata la bimba di 6 mesi morta, sapete, a Marghera, era affetta da una grave patologia. Lo si è scoperto nelle ultime ore, è ancora da decidere la data dei funerali. La comunità evangelica nigeriana di Marghera si è stretta attorno ai genitori di Grace, la bimba di 6 mesi venuta a mancare la notte di Capodanno durante una celebrazione in Banchina dei Molini. I genitori e 2 fratelli maggiori stavano partecipando alla cerimonia, con la bimba che dormiva nella carrozzina quando la mamma si è accorta che non reagiva più. Inutili tutti i tentativi di rianimarla, così come la corsa in ospedale. La piccola Grace soffriva dalla nascita di una grave patologia genetica. Potrebbe non essere stato solo un rigurgito, dunque, la causa della morte per arresto cardiocircolatorio. I genitori, che da 2 anni vivono a Mira, erano a conoscenza della malattia, al punto che dopo la sua nascita la bimba era costantemente seguita dai medici dell'ospedale e periodicamente sottoposta a controlli e terapie per monitorare la situazione, mentre il comune di Mira ne garantiva il trasporto tra l'abitazione e l'ospedale. Anche il sindaco Dori ha manifestato la sua vicinanza e il cordoglio di tutta la comunità mirese, nell'attesa che vengano chiarite le cause della morte e fissata la data dei funerali. Incidente nel pomeriggio verso le 16:20 in via Scaltenigo a Mirano. I vigili del fuoco sono intervenuti per un'auto rovesciata lungo la strada dopo la perdita di controllo del mezzo da parte della conducente, che è rimasta ferita. I pompieri, accorsi con i volontari di Mirano e il personale della sede di Mestre, anche con l'autogru, hanno estratto la donna, che è stata presa in cura dai sanitari del 118. Le operazioni di soccorso del personale dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 1 ora e mezza con il recupero dell'auto incidentata da parte del soccorso stradale. Ora a Tessera, dove fa discutere il progetto di abbattimento di un'area verde in zona aeroportuale per consentire l'ampliamento dell'area adibita a parcheggio. Il comitato si sta ribellando. Noi solidarizziamo con il comitato di Cesare Rossi, che sta battendo da anni in quel Tessera per aiutare e anche far sì che la comunità cittadina di Tessera abbia la possibilità di usufruire della propria città in concomitanza con l'aeroporto, in un clima pacifico, ma allo stesso modo in un ambiente naturale e sano. Il Comitato di cittadini Criave per la rimozione dell'impatto ambientale dell'aeroporto di Venezia incassa il sostegno dei Verdi del Veneto. La loro è una battaglia condivisa perché la lotta contro l'abbattimento del bosco su un'area di quasi 4.000 metri quadrati ha ragioni sia ambientali che di mitigazione dei disagi di tipo acustico creati dall'aeroporto agli abitati prospicenti lo scalo aeroportuale. Una zona importante in quanto gli alberi sono lì dagli anni 60 e hanno fatto un blocco naturale
acustico verso la problematica degli atterraggi e dei voli su Tessera. Secondo i dati contenuti nel dossier di ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale sul consumo di suolo nel 2017, il Veneto è la seconda regione d'Italia dopo la Lombardia per la quota di nuova cementificazione e il consumo del suolo nel solo comune di Venezia è stato 3 volte superiore a quello registrato nell'intero territorio provinciale. Dati piuttosto allarmanti per i Verdi del Veneto che puntano il dito contro l'ulteriore disboscamento di un'area sensibile, quale risulta essere quella di Tessera, e che chiedono un intervento del ministro Toninelli per la parte infrastrutturale e del ministro Costa per quella ambientale. Nel frattempo i cittadini riuniti in comitato si sono autotassati per acquistare 2 nuove centraline per la misurazione dell'inquinamento atmosferico e da polveri sottili che verranno confrontati con i dati rilevati da ARPAV. Se non coincideranno, fa sapere il CRIAVE, chiederemo al sindaco di avviare un'indagine epidemiologica. Pochi istanti di pubblicità, poi torneremo con una segnalazione di un cittadino. Torniamo in diretta al telegiornale di Venezia, le segnalazioni, lo dico ad antenna, crepe sul pavimento a pochi passi da Torre Belfredo e non solo, la segnalazione di un residente. Transitando l'altro giorno con un amico fatalità ingegnere, guardavamo appunto il calpestio qui delle piastrelature di Riviera Magellano e abbiamo visto delle crepe significative che ci hanno subito preoccupato, nel senso che qui c'è il canale, e qui c'è questo po' di condominio che ormai è chiuso da un bel po' di tempo, che appunto precedentemente c'era un bel parco per i cittadini. E praticamente, molto probabilmente, io non sono un ingegnere statico che posso dare delle lucidazioni del caso, però molto probabilmente questa struttura qui, essendo di una certa, diciamo, consistenza, spinge proprio la piastrellatura verso il canale e ci sono delle crepe, cioè, sarebbe auspicabile una verifica del caso. Questo dunque è lo scenario che si trova davanti chi passeggia in Riviera Magellano nel cuore del centro mestrino. Non solo le crepe segnalate da uno dei residenti che potrebbero ampliarsi nel tempo, ma un palazzo fatiscente spesso meta di sbandati e di cui nessuno sembra volersi occupare. Questa zona è un momentino una zona borderline, nel senso che anche nella parte di via San Pio X ci sono degli homeless che campeggiano dentro appunto la discesa dei garage. Questo ambiente è stato così lasciato in balia di se stesso. Adesso non so se ci siano dei fallimenti, se ci siano delle problematiche, però certo che avere un ambiente così nel cuore di Mestre in queste condizioni, insomma, è veramente qualcosa che proprio porta al degrado anche dove non c'è. È giusto prendere mano, insomma, e tenere sotto controllo questa zona. Se avete un problema non trovate soluzione, dunque segnalatecelo, lo dico d'antenna, redazione @antena3.it, telefono 042202309898 o numero di sms 351 1755 340, qui potete inviare anche le foto e video appunto per la segnalazione stessa. Resta il tempo di ricordare che c'è 20:10 sui temi di attualità. Questa sera ospita Alessandra Moretti, consigliere regionale del Partito Democratico. E ora vi lasciamo alle immagini del presepe realizzato dalla famiglia Scattolin di Scorzè. Qualche caratteristica: 11 metri quadrati, composto da un centinaio di statuine, 16 impianti di luce, un motore per il movimento della natività, 8 pompe dell'acquario con giochi d'acqua sui laghetti. Per ricreare le fasi del giorno è stata utilizzata una luce a giro che illumina di rosa l'alba, bianco per il giorno, rosso per il tramonto, azzurro la sera e blu la notte. Una passione evidentemente che dura da 25 anni. E poi il meteo. Grazie, buona serata. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We want some figgy pudding, we want some figgy pudding, we want some figgy pudding and a cup of good cheer. We won't go
year around. Why can't we have Christmas the whole year around? Why can't we have Christmas the... L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Sul Veneto cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le province. Temperature minime intorno ai -6 ai -3 gradi. Valori massimi intorno ai 2-6 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Cielo sereno in tutti i settori. Temperature minime che si aggirano intorno ai -5 e -2 gradi circa. Valori massimi intorno ai 3 e 4 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica nel Trentino Alto Adige. Tempo in prevalenza soleggiato su tutti i settori. Temperature minime che si aggirano intorno ai -11 gradi. Valori massimi intorno ai -3 e -2 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.